Questa nuova tappa nel percorso del Museo delle Auto della Polizia di Stato propone le due ruote, esattamente la Moto Guzzi Falcone del 1963, in uso alla Polizia Stradale. Un'icona nella specialità per aver vestito nel corso del tempo le varie livree. Il Falcone ci dà la possibilità di ricordare l'importanza della motocicletta nei servizi di polizia. Nel decennio compreso dal 1953 e il 1963 le immatricolazioni dei veicoli lievitano da 900.000 a oltre 6 milioni. Questo comporta un forte incremento della incidentalità e della mortalità stradale. La Polizia Stradale intensifica il servizio di vigilanza sulla strada su motociclette come questa. Nel 1965 la Polizia della Strada dispone di un numero di motociclette che è più del doppio di quello delle autovetture. Per dare visibilità e riconoscibilità alla Polizia Stradale, la moto reca un distintivo di specialità sulla forcella, il centauro alato. Il centauro, figura mitologica greca metà uomo e metà cavallo, rappresenta la forza e la velocità dell'animale unita all'intelligenza e razionalità dell'uomo. Le ali spiegate indicano la protezione del cittadino e le frecce pronte a scoccare la capacità di colpire i comportamenti illeciti degli utenti della strada. La Moto Guzzi Falcone è ribattezzata affetta salame per la coincidenza tra il volano con l'affettatrice manuale a volano degli alimentari utilizzata appunto per gli affettati. Un motore monocilindrico di 498 cm3 con 19 cavalli di potenza che lo spinge a 120 km/h. Nell'allestimento polizia notiamo la sirena con comando al manubrio, tachimetro contachilometri, staffa portapaletta, ampio paragambe e bauletti portaoggetti. Una moto con caratteristiche d'avanguardia per quel periodo e verrà poi sostituita dal nuovo Falcone e dalla V7, entrambe presenti qui al Museo delle Auto. Concludendo, il battito della motocicletta Guzzi diventa la colonna sonora del lungo viaggio sulle mille e mille strade d'Italia dell'agente della Polizia Stradale e del suo fedele compagno, il centauro alato.